Insulti, scatti d'ira, percosse. Andava avanti così da alcuni mesi, da quando la donna aveva comunicato al coniuge di essere in attesa di un altro bambino. 28 anni lei, 29 lui, entrambi di origine marocchina. Un ménage all'apparenza tranquillo, vissuto in un appartamento a Jesolo, dove la coppia risiede da qualche tempo, guastato dalla rivelazione del risultato del test di gravidanza. Il coniuge perde il controllo e inizia a vessare la moglie, costretta a rivolgersi alle cure del pronto soccorso, in un caso dell'ospedale di Treviso, nell'altro del nosocomio di Jesolo. La scorsa notte l'ennesima aggressione, l'uomo in preda alla rabbia prima sfascia i mobili di casa e poi sfoga la sua ira sulla giovane donna, immobilizzandola a letto con un fazzoletto premuto sulla bocca per non farla gridare. Provvidenziale in quel frangente è stato un momento di distrazione del 29enne che ha consentito alla donna di afferrare il cellulare e comporre il numero dell'ex datore di lavoro che è al ristorante nella medesima palazzina dove vive la coppia. La donna si è presentata alla porta dell'abitazione con il cuoco del locale, che ha cercato invano di calmare il marito violento. Pochi istanti sono bastati alla 29enne marocchina per prendere la figlia e rifugiarsi all'interno del ristorante al piano terra. A quel punto la donna ha deciso di recarsi in pronto soccorso, da dove è stato richiesto l'intervento della polizia locale per la denuncia dell'accaduto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la giovane mamma è stata affidata con la piccola a una struttura protetta del veneziano. La posizione del 29enne è invece al vaglio della Procura di Venezia.